Mi appello alla provincia, ai 61 comuni, alla diocesi, alla Croce Rossa, a tutte le cooperative del terzo settore, alla solidarietà dei privati cittadini, perché siamo alla ricerca anche di un locale nel quale collocare 30 brandine. Aiutateci, è la richiesta del prefetto di Belluno Mariano Savastano ad enti e istituzioni del territorio nel contesto della gestione dell'emergenza migranti. Da più di un mese sono stipate in un deposito comunale 30 brandine ottenute dalla Protezione Civile Nazionale, ma non si trova in tutti i 61 comuni della provincia di Belluno un solo locale dove collocarle. Dalla prefettura le richieste alle istituzioni sono partite a tappeto in un grido non solo politico ma umanitario, perché si possa dare un tetto e un pasto alle persone che scappano da guerre e carestie per costruirsi un futuro. Abbiamo il dovere anche morale di fare tutto il possibile per accoglierli. Previsto per oggi l'arrivo di altri 5 migranti che si aggiungono ai 393 già presenti in provincia e di cui 17 sono minori. Se non troviamo al più presto una sistemazione rimarranno per strada, riporta il prefetto, e ancora servono strutture pronte all'uso, non fabbricati inagibili, con riferimento agli immobili resi disponibili da alcuni comuni, tra cui Belluno, che però necessitano di interventi di manutenzione per poter essere occupati. Serve uno scossone, incalza Savastano, e una presa di coscienza pragmatica, poiché anche nella nostra provincia, segnata peraltro a sua volta da un passato di grandissime emigrazioni, si trovino soluzioni strutturali per gestire un fenomeno che verosimilmente non si risolverà a breve.